Gli altoatesini dell'Athletic Club 96 e le toscane dell'Atletica Firenze Marathon si sono aggiudicate la finale argento dei campionati italiani assoluti di società su pista. La seconda giornata di gare al campo scuola Perraro di Vicenza ha sostanzialmente confermato le gerarchie già delineatesi al termine della prima metà del programma tecnico. L'Athletic Club 96 si è imposto con un buon margine sull'Atletica Virtus Lucca e sui padroni di casa dell'Atletica Vicentina, che per 1,5 punti non vengono promossi in oro. Ad essere promossa è invece la squadra femminile berica, seconda in classifica generale dietro alle vincitrici dell'Atletica Firenze Marathon. Ad aprire la seconda giornata di gare è stato il martello con Nicola Vizzoni, che a 70,44 ha regalato il nuovo record del campo vicentino. Quello del capitano della nazionale azzurra è solo uno dei grandi nomi passati a Vicenza per la finale argento. Questa finale argento è un buon movimento, qua si torna alla vera atletica, diciamo, senza magari a fine stagione. Però ecco, sono quelle gare dove anche noi atleti militari, come io sono fiammeggiale, ritorno a gareggiare con la mia vecchia società, con i miei vecchi compagni di squadra e tanti giovani, perché qua ci sono tanti giovani e perciò è bello. Speriamo di poter dare il nostro contributo, la nostra esperienza a loro per un domani faranno i risultati. E a proposito di giovani, la squadra femminile vicentina ha costruito la promozione grazie a molti piazzamenti e vittorie di atlete ancora allieve o junior. Un esempio? Ilaria Casarotto, che da allieva lancerebbe ancora il giavellotto da 500 grammi. Con quello da 600 sigla il personale a 49,32. È pronta per gli italiani allievi di Jesolo e nel frattempo ottiene la seconda misura in finale argento. È andata molto meglio di quello che speravo. E pensavo a un semplice 45, invece al terzo lancio, al secondo, è arrivato un 49,40 che veramente mi ha riempito di forza e sono molto contenta di questo risultato. Non sono abituata a lanciare questo giavellotto, però grazie al mio allenatore, a Sergio Cestonaro, abbiamo fatto una buona preparazione quindi per raggiungere questo buon risultato. La vincitrice del giavellotto è Maddalena Purgato di Assindustria Padova, altra veneta in finale argento. Anche se la sua società finisce all'ultimo posto, lei fa il suo dovere scagliando il giavellotto a 50,76. La gara è andata bene, visto il periodo dell'ultima gara che faccio quest'anno, quindi 50,76 è una misura che mi va bene, insomma. E poi ero stata ferma tutto agosto per riuscire a guarire un po' il gomito e nonostante il periodo di fermo non mi è passato tanto, quindi speriamo che adesso durante la stagione invernale riuscirò a recuperare, però insomma sono soddisfatta, ecco, anche della gara di oggi è andata bene. Nel lungo Laura Strati salta a 6,01, è una misura da terzo posto, altro bottino importante per l'ascesa in oro di Atletica Vicentina. La gara è andata molto bene, anche perché durante l'estate mi sono presa un po' di pausa, quindi gli allenamenti li ho lasciati un po' da parte e ho fatto 6,01, sono arrivata terza e il risultato inaspettato, quindi molto felice. E dire che le arancioni di Vicenza non schieravano una punta di diamante come Ottavia Cestonaro e nemmeno Aida Valente, entrambe presenti a sostenere le proprie compagne. Sono in dolce attesa, però sono qui a ricoprire il ruolo della capitana. Cambierà che ho meno tempo, ma il tempo che mi rimane io qualcosa lo faccio volentieri, anche perché mi manca proprio la pista e il correre libera, tranquilla. La finale assoluta per noi è un momento di grande raccordo in cui riusciamo a unire l'Anna Begio di oltre 40 anni con 2 figlie che fanno già atletica, cambiare il testimone con Elena Bellò di 16 anni che ha sfiorato la finale dei mondiali allieve quest'anno agli 800 metri. E quindi è un momento di sintesi con la nostra vecchia guardia che con tantissimi grandi atleti, da Del Soglio, Fortuna, ma veramente molti, unisce questa nostra capacità di saper far nascere nel nostro territorio di Vicenza dei grandi talenti dell'atletica. È la società che aveva il maggior numero di allievi nella squadra per i campionati mondiali a Donetsk e anche nella Juniores, alcuni elementi di altissimo livello come Ottavia Cestonaro, che è stata la nostra punta di diamante quest'estate agli europei Juniores di Rieti. Oltre all'età media degli atleti c'è un altro fatto che depone a favore dell'atletica vicentina, è che tutti gli atleti sono provenienti dal proprio vivaio, che è un vivaio allargato a livello provinciale che riunisce
una decina di società del settore promozionale che confluiscono per l'attività assoluta con Atletica Vicentina. Il Veneto in particolare, con 2 società in argento, Atletica Vicentina ed Assindustria Padova, e 2 in oro, gli uomini di Assindustria Padova e Biotecna Marcon, continua ad essere regione di riferimento per l'atletica italiana. Il movimento veneto è all'avanguardia proprio perché si lavora sulla base e si cerca di creare le condizioni perché dopo l'attività promozionale giovanile gli atleti possano continuare anche nell'attività assoluta. Fra i maschi in particolare luce Matteo Galvan. Come vediamo nei 200 ha dominato, rallentando la corsa negli ultimi 10 metri e vincendo in 21,49. Sono contentissimo di gareggiare per l'Atletica Vicentina a Vicenza, quindi di meglio non potevo chiedere. Gli stimoli ci sono, però ovvio che l'importante è la posizione, non il risultato. Quindi cercavo di vincere tutte quante le gare a cui partecipavo, adesso appunto mi sono risparmiato in questa qui per fare un ottimo 4x4. E Matteo contribuirà a far vincere alla propria squadra anche la 4x400 dopo aver conquistato la prima posizione il sabato nei 100. La sua carriera è l'esempio di come a Vicenza i talenti ci siano e trovino in Atletica Vicentina un ambiente ideale dove venire coltivati. È partita in quel di Bolzano Vicentino giocando a calcio e cambiando, passando a fare l'atletica, questo a 16 anni. L'anno dopo arrivavo terzo ai mondiali allievi nei 200 e da lì insomma è stata un'escalation con problemi fisici ogni tanto, però fondamentalmente sono arrivato a questo, ovvero a 45-35 nei 400, che ovviamente sì, è un ottimo risultato a livello nazionale e abbastanza internazionale. Senza dimenticare che l'atletica leggera di alto livello è sinonimo di risultati scolastici eccellenti, almeno a Vicenza. L'atletica aiuta a far vincere i successi nella scuola, nell'alta istruzione, quindi anche nell'università. Abbiamo visto una coincidenza straordinaria tra risultati sportivi altissimi e risultati scolastici altrettanto alti. Allora il mio era la volontà di dimostrare che lo sport aiuta soprattutto nella formazione della persona, al di là degli straordinari successi sportivi. Nel salto in lungo Emanuele Catania atterra a 7,87. Fa molto bene anche l'atleta di casa Turatello, per lui un 7,55 che vale come primato personale. Negli ultimi mesi non sono riuscito sempre ad ottenere quello che volevo, erano un paio di mesi che soffrivo di un problema al ginocchio. Oggi era un po' un test anche per vedere a che punto era la mia condizione, direi che è andata benissimo. Nel getto del peso, spettacolo fra l'eterno Paolo Dal Soglio ed il giovane emergente Daniele Secci. Quest'ultimo chiude primo con 18,31 e definisce così il pesista scledense. Per me il lancio del peso in Italia già è più di un'intervista che lo dico e lo continuo a ripetere. E Paolo Dal Soglio, al personale stagionale di nuovo sopra i 18 metri, risponde così. Personalmente ho dato la disponibilità a trasmettere quello che di buono penso di aver fatto per poter aiutare. Ho dato la disponibilità alla federazione, ma attualmente non ho sentito campane in questo senso. Spero appunto l'esperienza fatta e vissuta in tanti gare, in tanti anni, possa essere trasmessa in qualche maniera. Io sono disponibile e vediamo.